La TAV in Veneto non è mai stata bloccata, lo voglio proprio ribadire con la totale sincerità, non è mai stata bloccata semplicemente perché non è mai stato posto un veto su quell'opera. Nessun veto alla TAV che in Veneto non è mai stata bloccata, giura il ministro Danilo Toninelli. Un'opera che non è mai stata nemmeno rallentata dall'analisi costi-benefici. Analisi costi-benefici che va parallelamente con lo stato di avanzamento dei lavori di rete ferroviaria italiana, serve a migliorare. Prossimi giorni la pubblichiamo, ma RFI ha avuto un mandato chiaro, guai a voi se limitato o bloccate i lavori. Ci sono delle altre attività portate avanti da RFI che riguardano ad esempio le prescrizioni ambientali e quello di competenza di altri ministeri, quindi bisogna anche smettere di continuare a pensare che sulle spalle del sottoscritto del mio ministero ci siano tutte le cause di eventuali lungaggini di opere, di cantieri che sono già in ritardo purtroppo, e sottolineo purtroppo da anni. Quella è un'opera strategica che va fatta, punto. Un'opera strategica per l'Italia, per il Veneto, per il Vicentino, un'opera che va fatta. Il ministro Toninelli ci mette un bel punto, anche se oggi c'è da sciogliere il nodo di Montecchio Maggiore, dove si incrociano Pedemontana, TAV e A4. L'ambiente ministeriale oggi è nella direzione di chiudere questa partita. Pensare di realizzare un'autostrada di 94 km e mezzo e non avere l'innesto sulla 4, avere guai nell'intersecazione con la ferrovia, direi che proprio non ci sta. Pedemontana e TAV sì, abbiamo già costituito un tavolo tecnico. Lì diciamo l'inghippo che va risolto riguarda la delibera CIPE che diceva: siccome dovete fare l'opera TAV e siccome c'è contemporaneamente il cantiere, dovete far sì che combacino i progetti per evitare che si inizi un lavoro che poi si interrompa. Tavolo tecnico lunedì al mio ministero, cerchiamo di risolvere. Abbiamo già convocato il concessionario autostradale.